pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto. Beato l'uomo che teme il Signore. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Beato l'uomo che teme il Signore. Alleluia, alleluia. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Oggi la liturgia ricorda il martirio di Lento, diacono della Chiesa di Roma. Di lui non sappiamo molto di certo, egli visse in un tempo di grande persecuzione per la Chiesa, sotto l'imperatore Valeriano, che ordinò la morte di vescovi e presbiteri. Tra i tanti morì anche Papa Sisto II e lo seguì a breve Lorenzo, che come diacono amministrava i beni della comunità di Roma. Egli comparve davanti al prefetto e dimostrò un gran numero di malati, storpi e poveri, che lo accompagnavano dicendo: ecco, questi sono i tesori della Chiesa. Fu arso sulla graticola. È per noi un'occasione propizia per meditare un'intensa pagina del Vangelo di Giovanni, dove Gesù si paragona al chicco di grano, che se non marcisce non porta frutto.
Signore ama chi dona con gioia, sostenuti dall'intercessione dei martiri che hanno offerto la vita per il Signore. Ascolta la nostra preghiera. Signore, la nostra preghiera, perché la Chiesa si presenti al mondo più libera dai beni materiali e riconosca nei poveri l'immagine del Cristo suo Signore. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché il potere politico in ogni paese sia sempre a servizio della giustizia, eliminando le situazioni di sfruttamento e di miseria. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché il diaconato, rimesso in legge come ministero permanente, divenga stimolo per tutti i cristiani alla carità e alla partecipazione attiva alle liturgie. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché la sensibilità cristiana, favorita dalla conoscenza della vita dei santi, sia sorgente di vocazione al servizio di Dio e dei fratelli. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché la partecipazione all'Eucaristia, a non vivere solo per noi stessi, ma per il Signore e per i fratelli, facendo dono della nostra vita. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. E continuiamo a pregare per il dono della pace e affidiamo al Signore quanti stanotte faranno il pellegrinaggio verso Santa Chiara Moggio Vinese. Preghiamo. Padre Santo, che hai dato al diacono Lorenzo la forza di proclamarti unico Dio e Signore, accogli le nostre preghiere, perché anche noi confermiamo con la vita la fede che professiamo con la bocca. Per Cristo nostro Signore. Benedetto Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cielo eterno. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti presentiamo con esultanza nella festa di San Lorenzo e fa che giovino alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dal santo martire Lorenzo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio. Noi angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto,
e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. E bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Lorenzo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità, ogni onore e gloria, secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco lui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Canto numero 216. Signore, la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno ero lontano da te, ora invece son tornato e mi hai preso con te. Il Signore la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la salvezza è qui con me. Verrete con gioia alle fonti della salvezza, e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome. Il Signore
che il suo nome è grande. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Preghiamo. Lei preghiamo, Signore, il servizio sacerdotale compiuto nella festa di San Lorenzo accresca in noi la grazia della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, nel suo nome andate in pace. Dal tuo celeste trono, Maria, rivolti a noi, pietosa di sguardi tuoi, per la volta sol, o Madre dolce cara, ascolti, o Maria ti chiama, e tanto confida in te. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama. Salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te.
sapienza e splendore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore con tutti voi. Festa di San Lorenzo, martire e diacono. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio di Dio Figlio, tu che togli i peccati del mondo, tu hai pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, tu accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, tu hai pietà di noi, perché tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Il tuo amore, Padre di bontà, ha reso Lorenzo fedele nel ministero, glorioso nel martirio. Doni di amare ciò che gli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Ti ringraziamo per Cristo nostro Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Seme al seminatore per il nutrimento darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. Alleluia, alleluia.
Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore. Alleluia. Signore con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinarono i discepoli a Gesù e gli dissero: il luogo è deserto, è ormai tardi, congeda la gente perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Disse loro Gesù: non occorre che vadano, date voi stessi da mangiare. Qui non abbiamo altro che 5 pani ed egli: portatemeli qui. E dopo aver ordinato alla gente di sedersi sull'erba, 5 pani, 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, disse la benedizione, spezzò i pani, li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Parola del Signore. Vidi una grande folla. Lo sguardo di Gesù non scivola via sopra le persone, ma si posa sui singoli, li vede a uno. Per Gesù guardare e amare sono la stessa cosa. Prima di tutto viene il dolore di ciascuno. Il più importante è chi patisce nella carne, nello spirito, nel cuore. E da questa compassione guarì i loro malati. Una piccola digressione: il servizio è la caratteristica del regno di Dio, quindi della società alta, che ha come logica la gratuità. Il volontariato è una realtà bella, importante, tante volte sottaciuta. Penso alle persone che mettono a disposizione il loro tempo, anche la loro vettura, per portare gli anziani alle visite in ospedale, agli appuntamenti. Per un anziano è difficile, se non impossibile, chiamare un taxi. La sanità è quello che è. Fare il bene fa bene anche alla salute fisica. Allora ecco la situazione. Il luogo è deserto, ormai tardi. La gente sembra stremata. E allora la domanda: cosa fare? I discepoli pensano a comperare. Gesù ha un altro punto di vista. Dice: date loro voi stessi da mangiare. Che vuol dire pensateci voi, ma anche vuol dire spendetevi, fate come ho fatto io, date voi stessi come cibo. Era questione di un moltiplicarsi di mani più che di pane. E il donare, non trattenerlo, apri il pugno, imita il germoglio che si schiude, il seme che si spacca, la nuvola che dona il proprio contenuto.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre, misericordia, il Signore di cielo. A lode e gloria del suo nome per il bene nostro. Cogli Padre, pane e vino, trasforma in sacramento di gioia e salvezza. Per Cristo nostro Signore, Signore con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre nell'infinita bontà. Il sangue versato da Lorenzo, Padre, tu che riveli nei piccoli la tua potenza e doni agli inermi, non violenti, la forza del martirio. Per Cristo Signore nostro, per questo proclamiamo Santo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo. Sacrificio. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Prendi la tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un sol corpo. E ricordati, Padre, della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa, il nostro Vescovo, presbiteri e diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza certa della risurrezione e di tutti i defunti. Li ammetti a godere la luce del tuo volto, di noi tutti in misericordia, doni di aver parte alla vita insieme una beata Maria Vergine Madre del Signore, con gli Apostoli, San Lorenzo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio, danzeremo la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te in storia per tutti i secoli dei secoli. Continuiamo a glorificare il Signore anche con la preghiera di Gesù. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci sempre il nostro pane quotidiano. Tu rimetti a noi i nostri debiti, così anche noi li rimettiamo. E non abbandoni mai, ma liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre liberi dalla tristezza, sicuri da ogni paura. Nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni il glorioso Signore Gesù Cristo. Tu la regna. Signore Gesù, che detti ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati, ma la fede e pace. Signore, Agnus Dei, che togli spettatore, miserere nobis, Agnus Dei. Dona nobis. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello, o Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola e io sarò sanato.
Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, anche di questo dono, il servizio sacerdotale che abbiamo compiuto in questa festa cresca in tutti la salvezza per Cristo Signore nostro. Signore con voi, vi benedice di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito. Andiamo in pace. Il Spirito si espande, l'anima mia magnifica. Lui solo è grande, lui solo è grande. Umile bella, Dio di guardarmi dal suo trono, e bella mi fece creator, lui solo è buono, lui solo è buono. E